Escono dalla loro chiesa quasi abbracciando le croci appena benedette e ripetendo l'antica litania in latino a protezione dalla peste, dalla fame e dalle guerre. È il millenario rito delle erogazioni che qui a Campocroce di Mogliano continuano a tramandarsi tra generazioni. Ieri come oggi la confessione e la comunione nella messa della sera per alleggerire l'anima da una giornata di fatica sui campi, perché per questa gente il rapporto con Dio è continuo, scandito dal tempo e dalle stagioni, come i capitoli dei Vangeli. Per la Chiesa i tempi delle stagioni sono anche i tempi proprio anche che si legano per certi versi a una liturgia, al cammino anche che facciamo coi fedeli durante l'anno. E le croci testimoniano questo rapporto con Dio, con quella benedizione che le trasforma da semplici pezzetti di legno in simboli di difesa dal male. I partiva a buon'ora a mattina in processione cantando e litanie. I si fermava a ogni capiteo che famiglie preparava lungo e vie. Per questo da sempre poi vanno poste lungo il perimetro dei propri campi. Qui piantate a terra negli angoli di confine e in altre parrocchie inchiodate su questi alberi oggi quasi dimenticati, ma un tempo riferimento non solo delle diverse proprietà, ma anche per i viandanti come segno sicuro della strada da percorrere. Luoghi, oggetti e riti che la modernità dell'epoca ogni volta tende a cancellare, ma che poi inevitabilmente ritornano prepotentemente attuali. Perché ieri come oggi sui campi si deve fare sempre i conti con fulgure e tempestate, fulmini e grandine. E poi tutti noi, mai come in questo momento, anche con peste, fame e bello, contagio, crisi economica, guerre alla porta accanto. E allora, nell'imbrunire che avvolge questo tratto di Piana Trevigiana, non resta che ripetere, come hanno fatto per millenni i nostri avi, libera nos Domine. Santa Maria